25 novembre il futsal scende oggi in campo all'unisono. C'è un avversario più grande del Ciampino, un avversario più grande del Sandrabate e purtroppo la violenza sulle donne, un avversario invisibile, un avversario terribile, un avversario da sconfiggere a tutti i costi. Tutto pronto al Pala Tarquini e il pomeriggio di Ciampino Sandrabate, l'incontro valevole per la 10ª giornata della Serie A Futsal New Energy. Appassionati di futsal, il più cordiale dei saluti da Alessandro Cappellacci. Andiamo subito a conoscere le distinte ufficiali per il Ciampino Futsal a disposizione di Daniel Ibañez, il numero 1 De Filippis, 3 Messina, 8 Schinina, 10 Pina, 11 Ferretti, 13 Palmegiani, 14 Diaz, 17 Casassa, 20 Salla, 22 Faticuso, 23 Petrov, 31 Folco. Indisponibili Alessio Gattarelli, Sutton e Carmeni. Risponde Piero Basile. Andiamo subito a conoscere i 12 scelti dal tecnico ex Napoli, con il numero 1 Vitiello, 4 Daniele Gattarelli, 5 De Luca, 7 Ezzi, 8 Ugherani, 9 Ghi, 12 Parisi, 13 Oselito, 19 Petrillo, 20 Avellino, 22 Rizzo, 77 Osian. Possiamo darvi già lo starting 5 scelto da Daniel Ibañez, un inedito se vogliamo, tra i pali Mirko Casassa, poi ultimo Salla, laterali Messina e Diaz, davanti Palmegiani come pivot. Palmegiani infatti è più universale, visto l'impiego in campo in questi anni, partito come laterale al Latina. Risponde il Sandrabate con Parisi tra i pali, vediamo anche Osian in campo, vediamo sulla palla Ezzi, poi vediamo il capitano Avellino, dall'altra parte il numero 8 Ugherani. Questi 5 scelti da Basile. Sandrabate in maglia bianca con le maniche verdi, pantaloncino verde. Risponde il Ciampino con la tenuta gialla con pantaloncino nero, ritorna un po' alle origini. Maglia con questa maglia, almeno con questi colori, non questo logo, visto il restyling di quest'anno, ha cominciato la sua avventura in Serie A. Attenzione il fischio del direttore di gara che arriva, il signor Andrea Colombo della sezione di Modena, coadiuvato da Mario Certa della sezione di Marsala, al crono Andrea Seminara della sezione di Tivoli. Ma intanto il Sandrabate a far girare il pallone con Osian, Avellino, pallone che passa sul numero 7 Ezzi, l'unico diffidato della Sandrabate. Grandi assenti per gli ospiti, Wilde, il capitano del primo anno di Serie A del Ciampino Futsal, 19 reti con i rossoblù, 24 presenze in tutte le competizioni. 19 reti invece sono arrivate solamente in regular season. Intanto palla che finisce a Casassa, se lancerà lungo così e lo fa verso Messina, però pallone troppo alto, finisce il muro del Pala Tarquini, si riprende con una rimessa al fondo, opera ovviamente di Parisi, Luca Parisi, fratello di Paolo, che ha vestito la maglia del Ciampino nella stagione 2019-2020, sempre portiere, era il secondo di Tomaino, Alessio Tomaino per l'esattezza, mentre sono 3 i diffidati del Ciampino Futsal: De Filippis, Schinina e Salla. Tanto Messina, Diaz, pallone che sbatte su Osian, ancora l'italo argentino, pallone che finisce però ora a Casassa. Diaz altissimo, la Sandrabate, pallone però viene mandato lungo dai padroni di casa. Sandrabate che può sfruttare questa rimessa laterale. Tengono alti Messina e Palmegiani, pallone sciupato a sua volta dalla compagine avellinese, recuperato in meno di un amen il possesso del pallone, la formazione aeroportuale di Ibañez. Pallone intanto che va fuori, rimessa avellinese.
Tanto pallone che viene calciato da Ugherani, finisce però troppo alto. Riparte con una rimessa caricata ovviamente a Mirko Casassa. Mirko Casassa che è stato compagno di Avellino all'Acqua e Sapone stagione 18-19. Ceschinina che deve entrare, è stato compagno di squadra sia con Avellino al Caos ma anche con Oselito all'Olympus Roma. Non parla di Nicolodi, sempre all'Olympus. Intanto pallone che va fuori, rimessa a Sandro Abate. Se ne incarica Neitz Hosian, una colonna della sua nazionale, quella slovena. Tanto alto il Ciampino, si impegna molto bene qui la formazione dedicata a Sandro Abate, papà di Massimo, oggi non indistinta, fondatore nel 2015 di questa compagine che da quando in Serie A si è centrato i playoff. Tanto pallone che va fuori, rimessa ancora per il Ciampino, stavolta dall'out di sinistra vicino alla sua panchina. Intanto Salla verso Diaz, ancora il Tutu fa sportellate con Osian, arriva a rimorchio l'avversario. Osian che finisce a terra, non c'è fallo, Parmigiani serve Messina, quindi a sua volta Salla si impegna bene il Ciampino. Salla sterza e evita la marcatura diretta di Ezzi. Ezzi uno dei giovani più promettenti del roster di Basile, classe 2002. Tanto Diaz lancia a lungo su Salla, non arriva all'impatto però il fixo artigliero di Daniele Ibañez. 6 reti siglate in questa regular season. Intanto lancio lungo di Parisi verso Ezzi, non è però impreciso, è riuscito Casassa a fare buona guardia. Casassa corto su Salla, a sua volta su Diaz, ancora Salla, Messina di un numero di tacco a superare Ezzi, è uscito però Parisi senza problemi, l'ex polista nel CMB. Parisi che ha giocato una stagione 2021-2022 con Faticuso ancora in panchina. Mentre per quanto riguarda le sfide tra ex compagni di squadra, Pina e Nicolodi hanno vestito insieme la maglia del Cisternino nella stagione 16-17. Tanto Sala sciupa, il pallone recupera Oselito, l'ex Blues di Racco su Avellino, quindi Ezzi ancora su Avellino. Oselito, ci vedete una Champions col Barcellona. Tanto la conclusione e c'è la rete, tocca Casassa ma non basta. E Oselito a 3:20 a sbloccare l'incontro e a portare avanti gli ospiti. Ciampino a impostare, si mette subito in salita il match per la formazione padrona di casa, reduce da 3 sconfitte di fila, quindi chiamata al pronto riscatto. Sandro Abate anche reduce da una sconfitta contro il Came Treviso per 3-2 al Pala del Mauro. Tanto Petrov appena entrato, Diaz, Petrov ancora, Salla, Pina, eccolo il capitano aeroportuale, top scorer all time con i rossoblu, meno per questo tirano in Serie A. Tanto Diaz prova a sfondare, ci mette lì una pezza Avellino, manda fuori. Va a sfruttare comunque una rimessa laterale vicino al corner, formazione di Daniele Ibañez. In carica il Tutu Diaz, pallone che passa, la tocca però l'iberico Oselito, manda fuori. Tanto Pina, lui a rimettere in gioco e lo fa verso Salla.
ancora l'ex Carlos Barbosa, serve ora il serbo Strainia Petrov, ovvero una colonna della sua nazionale, quasi sempre a segno nelle qualificazioni ultimamente a cui la Serbia ha preso atto. Intanto Salla, Petrov, Pina, chiude molto bene il Sandro Abate, fa girare il Ciampino però asciuga, il pallone riparte, Sandro Abate con Avellino, Avellino col mancino, pallone però che svirgola, era comunque disturbato da Salla, calciato però male il numero 20, capitano del Sandro Abate. Intanto Pina, Schinina appena entrato, Petrov, ancora lì lo Schinina, subito verso Pina, ha fatto il velo verso Salla, però Petrov mette una pezza su Ghi, ex Acque Sapone Pescara, presenza anche con la nazionale italiana del Toro. Intanto Gattarelli, è appena entrato anche lui, l'ex Lido di Ostia, lui che ha cominciato la carriera come laterale, poi a Lido è spostato centrale, o meglio prima del Lido ha vestito la maglia della Lazio, poi comunque con i litorali che si è preso le maggiori soddisfazioni. Fratello di Alessio che è qui in tribuna, abbiamo visto anche papà Alessandro. Intanto Ferretti a tu per tu con Parisi, non c'entra lo specchio, la MVP di Genzano. Che occasione, che assist che ha fatto Capitan Pina, ma che gol si è divorato Ferretti. Stava per freddare Parisi in uscita. Intanto si impegna qui bene il Sandro Abate. Ugherani, pallone che impatta su un avversario. Daniele Gattarelli rimette in gioco su Oselito che sbatte su Ferretti, quindi a sua volta su Petrov. Oselito ancora, Ugherani, Gattarelli, Oselito, Ghi, Gattarelli, ancora Ghi che ha ricevuto palla da Oselito, per la conclusione col destro di Ugherani che sbatte su un avversario. Corner per la Sandro Abate, chiede attenzione Parisi a Gattarelli, intanto in caso di perdita del pallone. Intanto con la conclusione di Oselito, che occasione per la Sandro Abate di raddoppiare, è passata dai piedi dell'autore dell'1-0, uno dei giocatori davvero con più classe del team di Basile. Intanto Petrov prova il destro, pallone forse sporcato, così è corner per i rossoblu quest'oggi in maglia giallonera. Petrov la alza verso Pina, non è riuscito però né a cacciare verso la porta né a servire Schinina vicino l'out di destra. Si fanno sentire intanto i tifosi del Ciampino, gli ultras Ciampino. Intanto Parisi lancia lungo, la chiama Casassa, non si fida della presa e con i pugni manda fuori. Rimessa per gli ospiti, se ne incarica Ezzi, 360 Monastir. Intanto Gattarelli, Ugherani, Ezzi ancora, e che gol ha fatto Ezzi, ha superato Casassa con un pallonetto delizioso e ha portato sul +2 il Sandro Abate quando sono trascorsi 7 minuti e un secondo, ma c'è time out chiamato dalla panchina degli aeroportuali.
stanno per risistemarsi i quintetti. Che gol che ha fatto prima Lorenzo Ezzi, e non è un caso se nel giro della nazionale italiana, ma devi reagire alla svelta il Ciampino. Sono già 2 le reti di svantaggio dopo appena 7 minuti. Intanto Schinina su Ferretti, Petrov, Schinina ancora, Sandrabate alta, pronta ad approfittare di questo momento del Ciampino, diciamo alle corde dopo la rete siglata da Ezzi. Intanto Avellino, pallone che passa, non arriva all'impatto però Osian, uno che è stato toccato da un avversario. Ferretti intanto aveva capito tutto, ma Avellino ha fatto buona guardia, mandato fuori. Ultimo tocco addirittura dell'11 aeroportuale, quindi grandioso l'intervento di Avellino, che oltre ad anticipare Ferretti ha fatto impattare il pallone addosso a lui. Tanto Gherani, Gattarelli, altissimo il Ciampino, ma si impegna molto bene il Sandrabate. Ugherani, Osian ancora punta Schinina, preferisce il retropassaggio su Avellino. Ciampino che si aggiudicò 5-3 la penultima giornata della scorsa regular season, che valse la matematica salvezza degli aeroportuali in Serie A. 5-3 il punteggio. Nei 4 precedenti il Ciampino si è aggiudicato la sfida del Pala del Mauro 2 stagioni fa per 6-1. 6-1 poi è stato il punteggio con cui a Salsomaggiore si è vendicato sportivamente il Sandro Abate. Poi sempre su Sky al Palasele vinse 3-1. Tanto ancora il Sandro Abate che tira con Osian, e che parata ha fatto Casassa, attento in tuffo a dire di no. Rivediamo, l'abbiamo rivisto con replay, tiro insidioso, tanto pallone che passa con poca potenza lì Ugherani, aveva comunque centrato la porta. Lancio lungo di Casassa su Ferretti, di testa manda fuori Ugherani. Ancora possesso Ciampino con Pina che ha caricato il sinistro, che sbatte però su Osian, rimessa per i rossoblù. Intanto Pina la alza su Ferretti, di testa lì provvidenziale Ezzi, autore del momentaneo vantaggio, diciamo, per chi si fosse sintonizzato poco fa. Intanto Schinina mette giù, fa verso Petrov, prova il destro, la distanza era parecchia, avrebbe forse preferito un'altra soluzione, ma è stato chiuso da un avversario. Intanto riparte Sandrabate, Osian, pallone leggermente arretrato, quello di Ezzi, poi Avellino dalla distanza, forse coperto Casassa, dice di no in tuffo, stavolta sulla sinistra. Entra intanto Diaz, rientra anche Messina, escono Schinina e Ferretti. Avellino raso terra, brecca però lì Palmegiani, riparte il Ciampino Futsal con Diaz, col mancino dice di no Parisi, tiro diciamo centrale. Da lì possono scaturire respinte pericolose. Dall'intervento quindi per Parisi. Diaz la alza verso Salla, domestica molto bene ancora l'italo-argentino ex Newell's Old Boys, che ha provato a mettere al centro, non c'è tocco di un giocatore in maglia bianco-verde, quindi è possesso Sandro Abate. Osian, Oselito, autore dell'1-0, Ezzi invece quello del raddoppio. Tanto Palmegiani su Messina, ancora Diaz, Salla su Messina, in scivolata Avellino manda fuori.
Avevamo sbagliato ovviamente prima, l'1-0 era opera di Oselito, il 2-0 di Ezzi con un splendido pallonetto portato sul +2 da Sandro Abate. Intanto Messina su Diaz, pallone che impatta però su Osian, finisce a terra l'italo-argentino, c'è fallo commesso dallo sloveno, primo fallo di tutto il match a carico degli ospiti. Mette giù Messina, si è ripreso qui al Palatarquini, ultimo tocco di Avellino, quindi nel duello con Salla è possesso quindi per il Ciampino Futsal. Messina, palla che passa su Palmegiani, il bomber di Coppa Divisione del Ciampino Futsal, pallone ora che passa su Osian e c'è la rete di Avellino, 1-2 micidiale dei due giocatori del team di Piero Basile ed è +3 per la Sandro Abate dopo appena 10 minuti e 11 secondi. Si riparte. Fa girare il Ciampino, sciupa però questo possesso, ma ultimo tocco di un giocatore della Sandro Abate. Salla su Messina, ancora Salla su Palmegiani, sbaglia qui passaggio sul brasiliano, quindi recupera il pallone la Sandro Abate. Osian, Oselito, pallone che passa, però finisce tra le mani di Casassa che rimette subito in gioco su Messina. Ancora l'ex Meta Catania, una parentesi poi alla Pirossigeno Cosenza, quella della vittoria alla finale playoff. Intanto c'è power play portato già dai Bagnas e Pina a indossare la maglia da portiere, quella amaranto blu, era subito il tutto per tutto i Bagnas. Intanto sciupa palla lì Diaz e c'è time out chiamato dalla panchina ospite. Il time out per difendere il power play dato dai Bagnas. Ovviamente minuto che può essere sfruttato dai padroni di casa, innanzitutto per riordinare le idee. Anche se non c'è Wildo, almeno non è nella distinta, perché qui in tribuna. Più tardi magari nel secondo tempo vi diremo un simpatico siparietto che successe 2 anni fa tra i Bagnas e Wilde, che riguarda i mondiali del 2008. Quintetti che si risistemano in campo, diciamo timeout chiamato da Basile per difendere il power play, ma sfruttato ovviamente dai Bagnas per impartire ordini. C'è Pina pronto a rientrare, sempre con la casacca da portiere. Intanto Oselito, Ugherani per Avellino, ancora Oselito, Osian si alza Schinina, si alza anche Salla, pallone sciupato però dalla Sandro Abate, lo fa suo senza problemi Casassa. Rientra ora Pina, ovviamente sempre nel power play. Salla, Pina,
Salla a fare il vertice alto, se vogliamo, dipende sempre dal punto di vista, alto per chi difende. Intanto Salla, Schirinà, Diaz mette al centro per Pina, però non impatta il capitano portuale, quindi Parisi lancia lungo, capisce tutto Salla che chiude l'1-2 con Petrov. Salla ancora, ultimo tocco di Osian, rimessa Ciampino quando mancano 7 minuti e 40 secondi circa effettivi all'intervallo. Rabate già sul +3. Ciampino chiamato a scalare questa montagna del triplo svantaggio. Ora Salla, Petrov, ordinato lì il Sandrabate a chiudere ogni linea di passaggio. Petrov, Salla, Ciampino però che deve alzare i ritmi, cercare di trovare un varco. Schirinà, pallone che impatta quello di Diaz su Avellino, finisce tra le mani di Parisi. Oselito, ora Avellino, Ugherani fa sportellate con Diaz, porta ancora palla Ugherani, uno che va fuori, ancora rimessa per Ciampino, già battuta. Salla, Diaz, recupera Avellino che a porta vuota colpisce il palo, occasione mancata per la Sandrabate per portarsi sul +4, passata tra i piedi di Avellino. Diaz, Salla, del resto questi sono i rischi del power play. Tanto Salla ancora, Petrov, messa al centro per Schirinà, pallone però non arriva all'ex dell'incontro, anche Schirinà ha giocato per la Sandrabate. Intanto Ghi, Ugherani, pallone però che va fuori, rimessa aeroportuale già battuta da Diaz. Salla, Pina, Salla ancora, Schirinà, Petrov, Salla, deve stare attento la Sandrabate a non abbassare troppo il baricentro. Intanto Schirinà, pallone che sbatte però su Osian. Salla, Petrov, ancora Salla, Petrov, Salla, Petrov ancora, non trova spazi qui il Ciampino, chiude molto bene la Sandrabate. Schirinà, Diaz, ancora Schirinà, Pina, Salla, Pina ancora, non c'è spazio per calciare, pallone che sbatte su Ugherani, non era un tiro, era più un passaggio verso Diaz o Schirinà. Tu sai che il pallone non è arrivato a destinazione, quindi Salla, Pina, posizione defilata, tocca forse Parisi, anzi no, va fatta spostare la porta, nulla di fatto, quindi è rientrato anche Casassa tra i pali. Si può riprendere quando mancano 5 minuti e 6 effettivi all'intervallo. Parisi, lungo su Ghi, riesce a servire Gattarelli, ancora Ghi a tu per tu con Casassa e Ghi non c'entra di poco lo specchio. Ancora un'occasionissima per la Sandrabate dopo il palo colpito da Avellino da distanza siderale. Intanto allontana Petrov, un disimpegno no look quello del serbo. Lo schema 2 Parisi, lancio lungo a cercare Ghi di schema 2, Ezzi a fare la finta ad accorciare ed è Ghi a allargarsi. Questo è lo schema 2 Rabate. Intanto Diaz, Pina rientrato nel power play, Salla, Petrov, ancora Salla, Schirinà, Salla ancora, prende metri il fixio artigliero,
Ancora Petrov, Salla, Pina, pallone che passa e c'è la rete di Angelo Schinina che a 15:38 accorcia le distanze, porta il Ciampino sul -2. Gol dell'ex c'è stato, tanto ultimo tocco, chiedono l'ultimo tocco del Sandrabate, così è, quindi è possesso già recuperato per il Ciampino, anzi no, ha preso palla Diaz ma non c'era stato tocco di un bianco-verde. Oreghi recupera ora palla Diaz e prova col mancino, pallone sì, toccato da Parisi, no? Ha preso palla Schinina. Non c'è stato tocco, secondo i direttori di gara, sarebbe stato davvero un super intervento, pallone che ha sfiorato il palo alla sua sinistra, non abbiamo visto dalla nostra postazione sinceramente. Tanto sta che il pallone, a prescindere che l'abbia toccato o meno, è passato davvero vicino al palo. Dovrà sfondare Sandro Abate sulla destra, Casassa però tira di no su Cattarelli. Schinina, scivolata, ancora, che parata ha fatto Parisi su Diaz, davvero un super intervento, la Sotera a colpo sicuro in spaccata, intanto c'è fallo su Ghi e c'è giallo su Schinina che era diffidato, salterà il prossimo match che vedrà il Ciampino in casa della L84 venerdì. Fanno risentire forti i tifosi del Ciampino Futsal a spingere la squadra a questa per provare a rimontare, a recuperare innanzitutto il punteggio. Certo non è facile, di fronte c'è una Sandra Abate davvero forte, sono 14 punti raccolti finora dagli uomini di Basile. Palla che passa su Ghi, finisce a terra l'italo brasiliano, non c'è fallo, ancora a impostare il Ciampino Futsal, rientra anche Pina nel power play, Salla, Pina, Salla ancora, Schinina, Diaz che sbatte su un avversario ma il possesso ancora del Ciampino, Salla, Petrov, Salla ancora, Petrov qui sciupa tutto però. Ha provato subito un passaggio verso Diaz nei pressi del secondo palo, sbaglia completamente la misura però. Tanto Avellino lungo, anticipa tutto Salla, quindi Diaz su Schinina, a sua volta su Casassa che rilancia quasi no look. Andiamo guardo basso, certo Diaz era troppo arretrato, non sarebbe mai potuto arrivarci. Fanno sentire anche i tifosi della Sandro Abate. Lo spicchio a loro riservato qui del Palatarquini. Tanto Osian sulla sinistra, recupera tutto Schinina che serve Salla, ancora Schinina, Salla, Petrov, Salla ancora, Schinina su Diaz, non è che però che sbatte su Avellino, l'argentino di Brasile. Avellino che è iniziato qui la sua avventura in Italia alla Domoschia. Domoschia è l'avversaria del Real Ciampino Academy che gioca sempre qui al Palatarquini, ma oggi di scena a Domus de Maria in Sardegna, la Serie B del futsal. Tanto Avellino pronto a rimettere in gioco, lo fa a lungo a cercare Osian, pallone però troppo lungo. È rientrato Pina, è entrato anche Faticuso, pronto a sfruttare il Ciampino, il sinistro dell'ex Pescara CMB, lui che
ha un background nel calcio. Intanto pallone che passa su Petrov, Skinina, ancora Petrov, Skinina su Salla, faticoso, Salla, ancora Petrov, con calma il Ciampino, non controlla lì, faticoso, esce Pina, rientra Casassa, Oselito fa sportellate con faticoso, riesce comunque a recapitare il pallone su Avellino, poi Osian, ancora Avellino, Osian prova a sfondare sulla sinistra, fa sportellate con Petrov, pallone servito da Avellino, a sua volta su Oselito, il gesto di chiedere calma per non sciupare il pallone in questo finale di primo tempo. Mancano circa 1:30, per l'esattezza 1:34 all'intervallo. Sandro Abate forte delle 2 reti di vantaggio, si era portato addirittura sul +3, poi la rete di Skinina che sta ridando speranze al Ciampino. Intanto Osian finisce a terra, non c'è fallo su marcatura di Salla. Casassa ha ricevuto palla da faticoso, quindi Skinina, Petrov si risistema nella sua metà campo il Sandro Abate, Skinina, Salla, Pina ancora, Salla, faticoso, Salla ancora, Petrov, Salla, Arcigno davvero qui il Sandro Abate non concede davvero nulla. Il power play, intanto prova Ugherani dalla distanza, era anche rientrato Casassa a segnare gol da lontanissimo, da almeno 36 metri. Vediamo il palla d'Arquini è lungo 38. Intanto Pina, Salla, 25 secondi effettivi all'intervallo. Salla ancora, Skinina, Salla, ormai manca davvero poco, mancano 11 effettivi. Faticoso prova col mancino, pallone deviato da un avversario, parliamo di Ugherani, quindi forse l'ultima speranza per i padroni di casa per accorciare sul -1 su questo finale di primo tempo. Faticoso, serve Salla, vediamo se proverà a calciare, fece servire Pina, Pina col mancino, ribattuto però da Ugherani. In questo momento c'è la sirena dell'intervallo, Sandro Abate avanti di 3-1. Ciampino, come abbiamo detto, che ha ritrovato un briciolo di speranza con Skinina, autore dell'1-3. Ma rimanete con noi, tra circa 10 minuti il secondo tempo di Ciampino Futsal Sandro Abate. Mancano pochi istanti alla ripresa di Ciampino Futsal Sandro Abate, la Sandro Abate a condurre il punteggio per 3-1. Davvero gara che si è messa sin da subito in salita per il
Ciampino, che ha riaperto il match, se vogliamo definire così, con Schirina, autore del 1-3, che sta ridando speranze al Ciampino Futsal. Davvero iniziato forte il Sandro Abate con gol di Oselito, Ezzi, Avellino dai primi minuti, ma si è ricominciato per il secondo tempo di Ciampino Futsal. Ma c'è a terra Osian, ha preso una pallonata da Diaz pieno stomaco, colpo senza conseguenze, ma in quel momento si è senza fiato, colpo improvviso, non dovrebbe essere nulla di serio. Un giocatore che Piero Basile conosce molto bene, insieme sono riusciti a completare un magnifico double con il Napoli. Parliamo della categoria Serie A2, allora seconda categoria per importanza del futsal, da quest'anno è scalata a essere la terza vista l'introduzione della Serie A2 Elite. Ma si riparte, Messina che ha ricevuto palla da Diaz, quindi Ferretti, ancora il numero 11 su Messina, Ferretti ancora, prova a servire Palmegiani, ma il pallone sbatte su un avversario. Ferretti e Palmegiani insieme si sono aggiudicati 3 TDR. Intanto Ferretti, Diaz, Palmegiani, riesce a servire Messina, si chiude l'1-2, Palmegiani prova a sfondare per vie centrali, ma il pallone finisce sui piedi di Ferretti, di provvidenziale il giocatore del Sandro Abate nel chiudere. Abbiamo avuto tutto lo specchio davanti, il bomber di Coppa Divisione del Ciampino, che ha debuttato in Serie A col Latina. Intanto Arpione, il pallone Ferretti diretto su Osian, Diaz non riesce a servire però Palmegiani, ha fatto su il pallone Avellino. Ugherani ha toccato Messina, non è recuperata a sua volta dal Sandro Abate. Ezzi per Avellino, gran gol nel primo tempo quello del momentaneo 2-0 di Ezzi, un pallonetto a scavalcare Mirko Casassa. Eccolo Ezzi per Avellino, d'ora invece del momentaneo 3-0. Sì, ancora per Osian, finisce a terra il numero 7 ex Monastir, non c'è fallo secondo il direttore di gara. Dovrà sfondare Osian, esce Casassa, pallone però che era uscito, rimessa a Ciampino. Rimessa battuta da Diaz per Palmegiani, poi ritorno per l'ex Newell's Old Boys. Ancora Diaz, riesce a servire Ferretti, va a sfondare l'ex Real Ciampino Academy, preferisce però il pallone su Palmegiani nelle retrovie. Tanto Messina, pallone che sbatte su Ezzi, dovrebbe essere con un braccio, quindi non laterale, quindi primo fallo commesso in questa ripresa a carico della Sandro Abate Avellino. Intanto Ezzi per Ugherani, a tu per tu con Casassa, ma che gol si è divorato Ugherani, aveva davvero tutto lo specchio, era uscito Casassa sul palo, ma era in linea d'area con la nostra postazione, c'era davvero tutto lo specchio spalancato. Che occasione per il classe 94 di riportare la Sandro Abate sul +3. Tanto Ferretti duella con Osian, riesce a servire Diaz, guadagna metri il Ciampino. Messina, ancora Ferretti verso Palmegiani, intercetta però Ugherani, fa sportellate con Diaz. Eccolo Ezzi sulla sinistra, non è recuperato dal profeta Messina che manda fuori per evitare poi guai peggiori. Si riposiziona il Ciampino Futsal, ma ha guadagnato parecchi metri la Sandro Abate. Avellino verso Ugherani col mancino, però che sbatte su un avversario, ancora Osian e ci mette il piede Diaz, pallone diretto sul secondo palo Ezzi. Davvero ancora un'occasione fulgida per la Sandro Abate, poi Avellino mette al centro, la blocca senza problemi qui Casassa, che serve Ferretti sul profeta Messina. Ancora Ferretti, altissimo Alessandro Abate, consapevole che +2 è sì un
margine rassicurante, ma nel futsal mai dire mai. Tanto Ferretti, salta Osian, serve Messina, viene raddoppiato però, recupera il Sandrabate, a sua volta ci mette piede Diaz, ma Sandrabate 2 contro Casassa, Ezzi verso Avellino, che cosa ha preso Casassa? Che ha mantenuto in vita il Ciampino con un super intervento, ma sciupa tutto Ferretti, secondo tempo che si è già infiammato dopo appena 3 minuti e 15 secondi effettivi. Vediamo già i cambi, entrambe le panchine. Tanto Ezzi fa sportellate con Messina e ci mette il piede lì Palmegiani che manda fuori. Problemino però per il 13. Lo scorso al Benevento, convocato con Ferretti a febbraio in uno stage con la nazionale maggiore di Assalso Maggiore con gli azzurri di Bellarte. Intanto Avellino, pallone che passa, ha provato Ghi a calciare verso la porta, pallone però sbattuto su un avversario, ma si mantiene avanti il Sandrabate con Avellino. Pallone al centro, serviva il fischio del secondo direttore di gara, il signor Mario Certa della sezione di Marsala. Ora si può riprendere, Avellino sbaglia per il passaggio verso Oselito, l'autore del gol che ha sbloccato l'incontro. Intanto Petrov, Salla, Schinina, apertura verso Pina che aggancia davvero splendidamente il capitano degli aeroportuali. Ora Petrov su Salla, chiuso però da Ghi, prova il mancino Diaz e Schinina, ma che ha preso Parisi, ancora Schinina, pallone che va fuori. Schinina che aveva segnato l'1-3 qui, ha avuto una chance davvero ghiotta per il 2-3, è stato il doppio gol dell'ex. Intanto Selito e Schinina dice di no sul primo palo, c'era la potenza, non era tanto angolato il tiro. Fatto sta che Casassa si è disteso sulla destra, ha detto di no e si è rifugiato in corner. Sono trascorsi 4 minuti e un secondo effettivi. Pallone al centro, poi Gattarelli e Casassa ancora stavolta sul lato sinistro, ci ha messo le mani, ha tenuto ancora il Ciampino sul -2. Avellino mette giù, pallone alto, Ghi, che cosa ha avuto tra i piedi Ghi, un'altra occasionissima per Sandrabate per riportarsi sul +3. Ciampino ancora a inseguire di 2 marcature, quindi Petrov, Schinina, Sala apre su Pina, non ci arriva però l'ex cisternino. Tanto rientra Ugherani, esce Avellino, Parisi lungo, mette il piede Schinina su Ghi, ma decisivo lì Salla, Ghi si sarebbe trovato solo davanti a Casassa. Intanto Schinina su Petrov, forse tocca non tocca, cerchiamo di capire, non aveva toccato Gattarelli, quindi l'intervento ha messo fuori gioco Petrov che non è riuscito a controllare. Ghi spinto da Sala, ovviamente non c'è fallo, pallone che scorre sulle mani di Mirko Casassa. Ora Petrov, altissimo il Sandrabate, intanto apre Schinina, si gira Salla, ma Ghi finisce sul taccuino del direttore di gara, viene ammonito e sgambettato il fixo artigliero di Bagnes. Secondo ammonito del match, nel primo tempo era stato Schinina a finire sul taccuino. Schinina diffidato, quindi salterà la trasferta di Torino contro l'L84. Vediamo Schinina se calcerà in porta, vediamo anche Pina un po' più defilato, non dovrebbe partire il capitano, forse un tocco di Lillo Schinina verso
verso Pina, anzi no, lascia Pina che prova col destro, non è che sbatte sul tacco di Oselito e finisce fuori. Corner per il Ciampino. È parso un po' defilato, certo Pina ha la potenza necessaria per impensierire qualsiasi estremo difensore. Tanti gol siglati dal capitano aeroportuale, sia per quanto riguarda la Serie A che gli anni nuovi. Intanto Petrov col destro finisce alla sinistra di Parisi, certo era lì, era rimasto immobile, forse in controtempo. Fatto sta che il pallone è finito comunque fuori, colpito la parete del palo Tarquini. Intanto Parisi lungo su Ghi, disturbato da Schirina, rimorchio anche Pina. Schirina su Pina con rischio, c'era Oselito lì nei paraggi. Intanto Schirina disturbato da Gattarelli, pallone però che era già uscito, non c'era nulla, c'era stato certo un fischio, anzi no, c'era forse la segnalazione di gioco pericoloso. Fatto sta che comunque il pallone era già uscito e quindi Ciampino a impostare, quindi Salla, sinistra su Petrov, punta Oselito, ancora Petrov, scambia con Salla, non riesce però l'1-2, è arrivato lì un avversario a chiudere la linea di passaggio. Salla fuori per Pina, Schirina, per poco non si è chiusa la sponda, intanto Salla, e lì ancora Parisi a chiudere la porta avellinese. Davvero una gran gara del numero 12 ex Polistena. Intanto Petrov, Schirina servito da Pina in precedenza, Salla con la punta, pallone che finisce di poco alla destra di Parisi. Una bella occasione qui del Ciampino per portarsi sul -1. Ciampino però molto più propositivo rispetto alla prima frazione. Intanto chi è Tuperto con Casassa, chi ancora ci mette però il piede Pina e poi Casassa spazza fuori. Si è infiammato questo match, soprattutto in questa ripresa, a prescindere dai... Intanto poi Guerani manda fuori, a prescindere dai 4 gol. Questo secondo tempo davvero è scintillante. So che si è ripreso anche il Ciampino, ha iniziato molto male il match, si era portato sotto di 3 reti dopo pochi minuti. Tanto pallone che va fuori, chiama lo schema 4 Parisi, che è corto su Osian, che allarga su Avellino, ci mette però il piede Petrov, pallone che va fuori, rimessa per i campani. Punto a rimettere in gioco Ugherani. Olympus Capitalina Marconi, Lido di Ostia, tante le esperienze per il classe 94. Davvero in giovane età era uno dei maggiori prospetti, una delle potenziali stelle del futsal nostrano. Intanto Avellino su Ezzi, Avellino ancora, Ezzi l'autore dello splendido 2-0, il pallonetto. Tanto Salla, Diaz, Ferretti, prova col mancino Ferretti, si è allungato Parisi, pallone però fuori. Insidioso lì il tiro a incrociare, era comunque sulla traiettoria ex CMB. Intanto lancio lungo, esce Casassa su Ezzi e manda fuori. Davvero attento lì l'estremo difensore aeroportuale, l'uscita fuori dall'area, un suo marchio di fabbrica, una delle maggiori peculiarità. L'ex Svarog Teplice, 2 volte campione d'Italia Casassa, una con l'Asti, l'altra con l'Acqua e Sapone. Con l'Asti era il vice di Espindola, invece con l'Acqua e Sapone era il secondo di Stefano Mammarella. Una leggenda, non c'è bisogno di presentazioni. Intanto Avellino rimette in gioco sulla sinistra verso Ugherani che si coordina a meraviglia, non c'entra però lo specchio. Casassa però era lì a chiudere il primo palo.
Eccolo Mirko Casassa, pronto a rimettere in gioco e lo fa su Ferretti, quindi Messina, altissimo il Sandro Abate, Diaz apre verso Ferretti, vede tu per tu con Parisi, Ferretti, ma Parisi che cosa ha preso? Davvero un intervento prodigioso, un altro intervento prodigioso. Intanto Diaz fa sportellate con Osian, veramente un grandioso secondo tempo questo col Pala Tarquini. Vietato chiudere le vostre applicazioni di Futsal TV, ne vedremo ancora delle belle, questo match ha tutto da raccontare. Intanto Messina sul secondo palo, è rimasto inchiodato lì Parisi, chiama lo schema 4, dovrebbe essere corto verso Osian e poi aprire su Avellino, anzi per lancia lungo, è una variante dello schema 4 chiamato prima. Intanto Diaz, Messina, Diaz, Ferretti, pallone che rimane in gioco, anzi no, c'è il fischio del direttore di gara, non è d'accordo Ibañez dall'altro lato del campo. Non è d'accordo neanche Lucas Ezequiel Diaz e il Tutu. Comunque sarà rimessa per il Sandro Abate, se ne incarica Oselito. Mette in gioco verso Avellino. Quindi Osian chiuso da Messina e Ferretti. Riesce comunque a servire Avellino, che mette la testa Diaz, Avellino però a sua volta su Osian. Ultimo tocco dello stesso sloveno numero 77. Sarà Schinina a entrare come power play, abbiamo già visto che ha indossato la maglia amaranto blu. Tanto Ferretti fa sportellate con il numero 13 Oselito, campione d'Europa col Barcellona, ovviamente la Champions. Parliamo intanto Messina col mancino, pallone che rimane lì e allontana Osian. Davvero è un altro ciampino questo, anzi dopo il gol di Schinina, diciamo, stavo per dire del secondo tempo, ma non solo, secondo tempo anche una frazione del primo, dopo l'1-3 è praticamente rinato. Certo la Sandro Abate ha comunque meritato di portarsi prima sul PO3 prima di subire la rete di Schinina. Davvero un primo tempo sontuoso quello degli uomini di Basile. Intanto chi ha ricevuto palla lunga da Parisi, quindi Avellino, Oselito, Ghi, Avellino ancora, Ezzi lascia Oselito, Oselito che punta Diaz, Ghi, Avellino, Ghi ancora, la suola verso Ezzi, pallone verso il vice campione d'Italia l'anno scorso con l'Olympus, ovviamente con Schinina. Tanto lancio lungo, sciupa lì il Sandro Abate che comunque guadagna secondi preziosi. Certo manca una vita, manca metà secondo tempo, ma visto che il futsal si gioca sui secondi sono tutti istanti guadagnati dalla squadra ospite in vantaggio di 2 reti. Ma il possesso ora del Ciampino, Compina rimette in gioco verso Salla, è entrato Schinina come portiere di movimento, quindi ancora power play optato da Ibañez. Salla, Schinina, Salla ancora, ma chi ci ha messo il fisico per chiudere, ci ha messo tutto se stesso per chiudere quella linea di passaggio. Salla, Schinina, Petrov, ritorno su Schinina, quindi Salla, Schinina, Compina, non c'entra però la porta, aveva tutto lo specchio spalancato, c'era anche Faticuso sul secondo palo, un po' più distante certo, ma un'occasionissima sciupata questa dagli aeroportuali. Ora Schinina, Petrov, ci crede il Ciampino, Salla, Faticoso prova col mancino, sbatte però il pallone su Oselito. Si fanno sentire anche i tifosi ospiti a sostenere i propri beniamini. Salla, corto su Petrov, ancora Salla, Faticoso, Petrov, Schinina al centro, Faticoso a tu per tu con Parisi, pallone però
che sbatte sull'estremo difensore, è uscito davvero con un altro intervento prodigioso. Gran gara, uno dei migliori in campo della Sandra Abate. Il nostro avviso il migliore in campo è Avellino. Comunque davvero una gara fantastica lì dietro. Salla, oltre ovviamente al gol, quello del momentaneo 0-3. Intanto Salla che ha ricevuto palla da Faticuso, ancora Faticuso, metà gente, Schinina! Sigla la doppietta che riporta il Ciampino sul -1. È l'ex Schinina oggi ad aver siglato 2 reti che stanno ridando davvero speranza al Ciampino. Altissimo il Ciampino con Faticuso, Petrov, anzi prende palla Petrov, dice di no, Parisi ha ricevuto palla da Salla. Stiamo dicendo altissimo il Ciampino che si è riportato sul -1 ed è anche incredibilmente, visto il primo tempo giocato davvero sottotono, Ciampino irriconoscibile ma che è rinato in questo secondo tempo. Ora Salla, Schinina, Salla ancora, prende metri, fixa artigliero, serve Faticuso, Salla ancora, prova col destro, c'era anche Oserito nei paraggi ma c'è time out. E allora ne approfittiamo per raccontarvi un siparietto curioso successo 2 anni fa tra Ibañez e Wilde. Wilde oggi in tribuna. Tutto risale alla semifinale dei mondiali del 2008, quella tra Spagna e Italia. Quella noi ricorderemo dell'autogol di Foglia, anche se forse c'era stata la sirena prima. Fatto sta che in quella gara che sbloccò Ibañez si fece male, infortunio serio che accorciò la carriera. La Spagna riuscirà comunque ad andare in finale contro il Brasile, che perse poi ai tiri di rigore. 13 anni dopo, quando Wilde e Ibañez si ritrovarono al Ciampino Futsal, Ibañez fece presente, visto che era rigorista, era davvero un giocatore stellare, lui a sbloccare la finale del 2000. Disse che se non si fosse fatto male contro l'Italia sicuramente la Spagna avrebbe vinto quel mondiale. Davvero un siparietto simpatico, ma tutto in amicizia, perché solo lo sport è amicizia e inclusione. Davvero lo sport capace di sconfiggere un nemico, come diciamo in apertura, come quello della violenza sulle donne e la violenza di ogni genere. Lasciamo che siano gli atleti a duellare in campo. La violenza non deve far parte di questo mondo. Intanto Salla su Faticuso, Salla ancora, ha ricevuto palla da Petrov, Pina la suola verso Faticuso, chiude però davvero bene, c'è da dire, sul power play la Sandra Abate. Salla, Petrov, Pina, pallone che rimane lì nei pressi nell'area, che sbatte forse su Faticuso. Intanto Osian prova a centrare a porta vuota, ha fatto solo però Salla, era rientrato anche Casassa, o comunque era lì nei paraggi. Intanto Faticuso, Salla, Faticuso ancora, Salla, Petrov, Salla ancora, guadagna metri il brasiliano. Salla col mancino lì, Faticuso, era più un assist verso Schinina, però c'è stata no, non è deviazione, è laterale. Ha provato a ribattere subito Parisi, l'ha rimessa dal fondo. Possesso comunque del Ciampino. Salla, Petrov, Pina, ancora Petrov, 7 minuti, poco più di speranze per il Ciampino per riacciuffare il punteggio.
ma la gara è tutta da vivere a prescindere, anche dovesse arrivare a un gol del Sandro Abate. Davvero un secondo tempo magnifico, uno spettacolo qui al Pala Tarquini. Intanto Schinina, Petrov, Pina, non è recuperato da Osian, a porta vuoto Selito, la fa sua Salla, pallone diretto in porta, sarebbe stato il 2-4. Intanto Salla, Petrov, si fanno sentire i tifosi del Ciampino, gli Ultras. Intanto faticoso, non riesce però il passaggio verso Pina, si era decentrato per ricevere la sfera, fare magari da sfonda. Intanto pallone servito a Pina da Petrov, ma c'è spinta su Cherani. Primo fallo di questa ripresa a carico del Ciampino Futsal. Sono 2 invece le infrazioni commesse dal Sandro Abate. Stiamo un po' alternando l'articolo il o la Sandro Abate, proprio perché non c'è, anche tra i colleghi dico così per scherzare, non c'è d'accordo chi dice che si dica la Sandro Abate, c'è chi dice che si dica il Sandro Abate, quindi mettiamo d'accordo tutti, diciamo, perché qualcosa di voluto. Intanto pallone che era sbattuto sul soffitto del Pala Tarquini. È possesso per il Ciampino Futsal. Pina, Salla, Petrov, Salla ancora, sinistra su Faticoso, Salla, Petrov con il brasiliano, Cerverex CMB. Ora Petrov con il serbo, ha ricevuto palla dal suo capitano Gabriel Pina. Joao Salla, Faticoso, sbaglia lì Salla, non riesce a riservire Petrov, fa in tempo a rientrare Mirko Casassa. Poi viene ora restituito dalla panchina aeroportuale. Strausen ne rimette in gioco e lo fa verso Avellino. Tanto pallone non arriva a Ghi, ci ha messo il piede Joao Salla, ex Carlos Barbosa, ma anche Svarog Teplice. Intanto Petrov, c'è la rete di Petrov che è 14:33, riporta il Ciampino in pari, si completa la rimonta. Il Ciampino, dopo il gol nel primo tempo di Schinina, è letteralmente rinato fino ad arrivare al 3-3 di Petrov. Ciampino che ora altissimo, però sciupa il pallone Petrov, ha già recuperato il pallone. Ciampino che ci crede, spinto dai suoi tifosi. Tanto Salla verso Petrov, esce fuori Parisi. Tanto Ghi prova a sfondare via centrale, ci mette il piede Salla, riparte Pina, 3 contro 3, Pina ancora, la mette sul secondo palo, Salla da terra e esce fuori Parisi che la fa sua, piaccia subito, ma mette la testa Diaz e manda fuori. Davvero si sono alzati i decibel qui al Pala Tarquini, da una parte e dall'altra. È una festa qui dello sport, sia per quanto riguarda gli Ultras Ciampino che i tifosi della Sandro Abate accorsi qui a sostenere i propri beniamini. Davvero una magia che solo il futsal sa regalare. 3-0 quando sembrava che la Sandro Abate si diretta verso una splendida vittoria. Intanto Oselito ha provato col mancino, ancora per Avellino, Oselito, esce Casassa, che cosa ha divorato Ezzi, certo disturbato dall'avversario. Poi Petrov ha provato a servire Pina, che sbatte, che crediamo su Avellino, comunque su un avversario, ma c'è time out chiamato e ci prendiamo un minuto di pausa anche noi per recuperare un pochino le corde vocali.
Timeout leggermente prolungato sulla panchina del Ciampino. Diciamo, in ogni gara prevediamo prima o poi un provvedimento da parte degli organi competenti, diventando una consuetudine. L'anno scorso non era così, dei timeout prolungati. Tanto Diaz apre Schinina, recupera tutto Selito verso chi? Ma ci mette il fisico Diaz che spazza verso Parisi, che fa su senza problemi e rimette in gioco corto su Avellino, pressato da Petrov. Quindi Ezzi che passa su Ghi di tacco verso Ezzi, pressato a distanza da Schinina. Ezzi finisce a terra, non c'è fallo, recupera palla il Ciampino con Pina che serve Petrov, pallone però leggermente troppo lungo, non può arrivarci il serbo. Che peccato per il Ciampino Futsal, davvero si sarebbe trovato un'autostrada verso Parisi. Ovviamente può respirare la Sandra Abate, che ha sventato questa occasione pericolosa, pericolosissima anzi. Tanto mancano meno di 4 minuti effettivi al termine del match. 3-3 il punteggio ottenuto dal Ciampino in rimonta. Intanto Salla su Petrov, Pina, Petrov ancora, serve Diaz a sua volta su Petrov, ancora l'italo argentino. Ecco Pina che invece è brasiliano ma con passaporto portoghese. Intanto la suola Ugrani verso Ezzi, a sua volta su Avellino, prova a recuperare il pallone Pina ma in disimpegno, anzi Avellino aveva fatto sbattere sul compagno ma recupera tutto Ezzi che serve Ugrani e Casassali è prodigioso, anzi a porta vuota. Ugrani ha rischiato il quarto gol della Sandra Abate. Davvero un secondo tempo infuocato, dove c'è un fallo cumulativo a carico della Sandra Abate. Prima, se non ricordiamo male, era di Avellino lì davanti l'area. Intanto Petrov riesce a servire Diaz, quindi Pina prende metri il capitano dei rossoblù, ancora Pina col mancino e c'è la deviazione di Avellino, prodigiosa, così come gli interventi di Parisi in questo match. Davvero Avellino e Parisi migliori in campo della Sandra Abate. Forse darei la palma di MVP all'argentino, davvero una grandissima gara. Intanto Petrov dice di no Parisi, pallone che arriva a Ugrani, fa il tunnel su Pina ma la fa sua Salla con l'ausilio di Schirella. Intanto Petrov, ancora power play per Ibanez, Schinina, Salla, Petrov ancora, mancano 2:15 effettivi al termine del match. Finale davvero tutto da vivere. Schinina, Joao Salla, Schinina, ma che errore, che errore in fase di possessione di Salla, ci mette però una pezza in qualche modo con questo errore. Davvero era la porta spalancata. Che errore di Salla. Fortunatamente per il Ciampino non ci sono conseguenze, diciamo un secondo tempo al cardiopalma, vietato chiudere le applicazioni di Futsal TV. Del resto quando si mette il power play è da mettere in preventivo errori del genere. Comunque c'è la tensione, c'è anche la stanchezza di tutta una gara nelle gambe. Intanto Joao Salla, Petrov, Salla ancora. Vanno a sentire gli Ultras Ciampino. Schinina, Salla, Petrov, Pina mette al centro, ne sbatte su Avellino. Poi Ugrani, pallone che sbatte però di Osian su Schinina e poi Parisi, ma ci dovrebbe essere carica sull'estremo difensore della Sandra Abate, così non è.
semplice rimessa dal fondo. Tanto Salla manda lungo, era troppo alto per Pena, era più un disimpegno quello del fix artigliero. 1:10 al termine del match, ovviamente effettivi. Possesso Sandrabate con Ungherani che ha battuto verso Avellino, ancora Ungherani, sinistra su Osian, Avellino, Ungherani recupera però Salla, il disimpegno di Ungherani, finisce a terra Pena, c'è fallo, rischiato un pochino in ritardo e c'è ammonizione per Avellino per spinta su Pena. Dopo chi è il giocatore degli ospiti a finire sul taccuino, mentre per quanto riguarda il Ciampino Schininá, diffidato dai limiti del giallo, salterà quindi il match contro l'L84, la trasferta di Torino. Pronto a battere, crediamo, Salla, c'è anche Pina nelle vicinanze. Pronto a partire Salla che ha calciato martedì il primo tiro libero di questa Serie A del Ciampino. Parte Salla col destro, respinge Parisi, pallone che rimane lì, finisce a terra Osian, c'è fallo commesso da Gabriel Pena. 3 falli a testa in questo secondo tempo per entrambe le compagini. 3-3 come il punteggio che lampeggia sul tabellone del Palatarquini. Tanto Ungherani, sinistra verso Osian, prova a sondare sulla sinistra, c'è Casassa e Ungherani in caduta non riesce a indirizzare la palla del 3-4. Risultato ancora incerto qui alla Palatarquini, è aperto ogni tipo di risultato. Pena intanto, Casassa la fa sua, ha messo il piede Avellino ad anticipare Petrov. Tanto Casassa lungo verso Diaz di testa, non inquadra però lo specchio. Parisi era lì sul primo palo comunque a chiudere. Tanto Osian, c'è fallo commesso sullo sloveno. Quarto fallo commesso dal Ciampino, possesso Sandrabate a 20 secondi effettivi dal termine del match. Osian, pallone che va fuori, ultimo tocco dello stesso sloveno, quindi è possesso Ciampino, power play, è rientrato Schininá con la maglia da portiere di movimento, o meglio maglia da portiere ordinario, ma da un giocatore diventa portiere di movimento. Intanto Salla, eccolo Schininá, ancora Joao Salla, sinistra su Petrov, 10 secondi effettivi al termine del match. Ultima speranza del Ciampino per provare a ribaltare il punteggio. Joao Salla, Petrov, pallone però bloccato da Parisi e c'è la sirena in questo momento con Salla che la blocca. Finisce 3-3 questo fantastico match tra Ciampino e Sandrabate. Sandrabate certo che ha sciupato un triplo vantaggio, ma il Ciampino è stato gigante nel rimontare questa montagna e a mettere fine alle questa serie negativa di 3 sconfitte di fila. Ricordiamo i marcatori di oggi: sbloccare l'incontro del primo tempo è stato Oselito, poi raddoppio di Ezzi, splendido il pallonetto con cui ha superato Casassa, poi 3-0 di Avellino, l'1-3 sul finale del primo tempo firmato da Schininá, il 2-3 firmato ancora da Schininá, l'ex dell'incontro, poi 3-3 di Petrov, gol con cui si è chiuso questo incontro. Ma rimanete con noi, proviamo a firmare qualcuno dei protagonisti.
Siamo con Lorenzo Ezzi per la Sandro Abate, autore di un grandioso secondo gol. Partiamo proprio da quel gol. Ci hai creduto in quel momento, dopo soprattutto anche il 3-0 di Avellino, che la Sandro Abate potesse portarsi a casa l'incontro oggi? Sì, ci abbiamo creduto. Sinceramente pensavo di portarla a casa, però sapevamo che l'avversario non molla mai. Questo campo è un campo difficilissimo. Meglio prendere un punto che 0. Senti, come ti stai trovando qui alla Sandro Abate? Sei uno dei maggiori prospetti qui della Serie A, sei giovanissimo, un classe 2002 almeno se non ricordiamo male. Come ti stai trovando e che ruolo può recitare Lorenzo Ezzi in questa massima categoria? Mi trovo molto bene, sono stato accolto benissimo, infatti mi sento a casa. Spero con la Sandro Abate di arrivare agli obiettivi che ci siamo prefissati, ovvero il più in alto possibile. Secondo me ci riusciremo. Grazie ancora Lorenzo, complimenti. Per il Ciampino Futsal abbiamo l'ex della sfida Lillo Schilin, autore oggi di una doppietta. Lillo, sono serviti 2 gol per ridare speranza al Ciampino, finalmente si è chiusa questa serie negativa di 3 sconfitte, certo non è arrivata una vittoria ma un bel inizio questo. Beh, non siamo del tutto soddisfatti, volevamo assolutamente i 3 punti, siamo riusciti a ottenerne solo uno, diciamo che il bicchiere è mezzo pieno e ci portiamo a casa questo punto. Lillo, purtroppo salterà la prossima partita per squalifica, siamo sicuri però che il Ciampino andrà lì a Torino per giocarsela? Sì, assolutamente. Andiamo su tutti i campi per cercare di vincere sia in casa che fuori casa e sicuramente anche a Torino cercheremo di dire la nostra per portare a casa i 3 punti. Senti Lillo, 2 battute e poi ti mando alla meritata doccia. Sei veramente uno dei giocatori più esperti della rosa e di questa Serie A, che ruolo puoi recitare in questa massima categoria, la tua ennesima massima categoria? Ma do sempre tutto quello che posso, ormai ecco, sono diciamo, il più anziano, ho tanti giovani davanti e cerco di dare l'esempio in ogni allenamento e poi in ogni partita. Grazie Lillo e complimenti ancora. Grazie a voi. Dal Pala Tarquini è tutto, un saluto da Alessandro Cappellacci.